Dopo le polemiche dei giorni scorsi, vertice stamane dei direttori generali delle URSS con il presidente Luca Zaia sulle liste d'attesa. La situazione è positiva, ha sottolineato quest'ultimo. Nel 2014 la sanità veneta ha rispettato i tempi d'attesa in una percentuale che oscilla fra l'85 e il 100% dei casi. La nostra non è una sanità normale, ha aggiunto Zaia. Il nostro dovere è puntare all'eccellenza in ogni settore. La quasi totalità delle aziende rispetta i tempi previsti da legge nelle liste d'attesa per l'oltre il 90%. Direi ottimo, ottimo. Certo che per me, l'ho detto ai direttori generali, non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Ma oggi è stata una giornata importante anche per un altro motivo. È stata presentata infatti una nuova apparecchiatura per la ricerca e la cura dei tumori. Si chiama PET-RM e fornisce con un'unica indagine informazioni tomografiche e quelle proprie della risonanza magnetica. E diciamo che è l'unica risonanza PET, quindi con la scintigrafia, che abbiamo in Italia. C'è la Padova. È la risposta che noi diamo con i fatti a quello che avevamo annunciato. 70 milioni di investimenti all'anno per tecnologie si sono tradotti in questa inaugurazione di oggi di questa risonanza PET, e quindi che avrà un terzo delle radiazioni di un TAC e sarà migliore della TAC. La macchina è l'unica in Italia per il momento e nel mondo ne sono installate solo poche decine. È costata quasi 8 milioni di euro. È un'apparecchiatura di altissima tecnologia, la prima in Italia nel contesto pubblico, che potrà consentire di migliorare la diagnosi, soprattutto nelle patologie neoplastiche e tumorali e soprattutto nei bambini, e il nostro centro è centro di riferimento per questo.